Settimo, non rubare, ma la piaga c'è. I furti con i reati legati allo spaccio si contendono il triste primato in provincia di Padova, nel Mirino, in particolare la periferia della città e i comuni della cintura. Dai carabinieri ecco allora una serie di consigli. La stagione intanto, spiega il comandante provinciale colonnello Oreste Liporace, quando scatta l'ora legale il 70% dei furti viene commesso in una fascia oraria ben precisa. La fascia oraria che abbiamo visto in questo periodo che va da ottobre fino a queste ore è quella delle 17-19, che non significa, diciamo, che non ci sono poi picchi in altri orari. Ad agire sono bande composte da uomini come questi, tutti di etnia albanese. Queste 8 persone, tutte ancora in carcere, sono tra le 20 arrestate negli ultimi mesi dai carabinieri. Modus operandi consolidati, furto di auto in altra provincia, parcheggio in supermercati e poi colpi in serie con il favore del buio. Scorribande pianificate con accurati sopralluoghi. Per questo è importante segnalare qualsiasi movimento sospetto. Utilitarie non conosciute ora pranzo, con all'interno un uomo e una donna ad esempio. Ma non solo. Occhi ai social, controllano se siamo in vacanza. Sul campanello dei condomini scrivere solo il cognome, non lasciare le chiavi in auto, attenzione agli estratti conto nella cassetta della posta. Se si vive isolati può essere utile un cane, poi le difese passive, da inferiate fino all'allarme che può essere collegato alla centrale operativa dei carabinieri. Collegare l'allarme alle nostre centrali operative è gratuito, cioè è un'operazione che viene fatta gratuitamente, e avere subito questo collegamento con le nostre centrali operative, che sono disse poi ben organizzate sul territorio e che determinano poi l'intervento immediato. Ultimo, ma non ultimo, il 112. I carabinieri rispondono sempre 24 ore su 24.